La Giunta regionale della Calabria, presieduta da Giuseppe Scopelliti, ha approvato l'accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico per l'incremento della banda larga. Il programma prevede la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica. Saranno costruite 114 dorsali, consentendo il raggiungimento di oltre 40.000 punti di accesso non serviti dalla rete veloce. L'attuazione degli interventi è stata promossa dalla Regione con un investimento di oltre 28 milioni di euro, di cui 23 a carico dei fondi comunitari. Emilio De Masi, capogruppo dell'IDV in Consiglio regionale, ha illustrato oggi a Crotone la proposta di legge per la realizzazione di un osservatorio epidemiologico ambientale in città. Si tratta di una struttura a competenza regionale che monitorerà in modo capillare e sistematico le condizioni dell'ambiente con le matrici aria, acqua e suolo e della salute, con la conseguente mappatura del rischio, per poter poi attuare una politica di prevenzione e di risanamento. Continua in Calabria il viaggio organizzato da Legambiente tra luoghi, culture, paesaggi e storie del nostro territorio. Dopo aver toccato la provincia di Crotone ieri, l'iniziativa denominata Caralabria ha fatto tappa a Cosenza, nel cui territorio sono programmati 4 appuntamenti. Oggi è la volta di Camigliatello Silano, il 16 ad Acquaformosa, il 17 a Cosenza e il 29 a Rossano. In tutto 16 le tappe previste nella nostra regione alla scoperta di aziende e laboratori pilota dell'innovazione legata all'ambiente. Prove tecniche d'inverno in Calabria, dove le temperature sono calate bruscamente e la pioggia ha fatto registrare, in special modo sulla fascia ionica dove le precipitazioni sono state abbondanti, accumuli di acqua anche superiori ai 20 mm, come a Ciro Marina nel Crotonese con 58 mm di pioggia o San Luca nel Regino con 66. Le aree dove i temporali sono stati più intensi il Regino ed il Cosentino ionici, i versanti sud-orientali dell'Aspromonte e nord-orientali della Sila e la provincia di Crotone.